Parlo con Vladimir Putin? Sì, sono io. Cosa vuole da Russia? Per favore, potrebbe invaderci? Libertà per la Palestina! Libertà! Trasformazione! Maduro libero! Venezuela! Libertà per il popolo venezuelano! Comunque è pazzesco che tutti i sostenitori di Maduro siano dei vecchi bacucchi oppure anche dei roiti umani che camminano su due piedi. Che schifoso. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e vedi. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Siamo a lunedì 12 gennaio, seconda puntata del 2026 e qui nella seconda puntata del 2026 il talebano ha già mollato. Il talebano ha già mollato perché non ha resistito, non ce l'ha fatta più. Perché, cugino, cosa è successo? Perché è dovuto scappare perché ci sono un po' di problemi in Iran. Ma scappare, cioè, è andato a farsi una vacanza. No, è andato a offrire la sua professionalità al regime in Iran. Ma questo noi non lo sappiamo, in realtà lui comunque è molto amico di era molto amico di Jeffrey Epstein, come tu ben sai, come noi ben sappiamo, insomma. Cosa c'entra con l'Iran? Ma c'entra, è sempre tutto collegato, eh? Però, oltre a me, il signorino della Cattolica, e al cugino Vittorio, buonasera. Buonasera a tutti. È venuto a trovarci il signorino della statale. Il signorino della il statale. Berbero elegante. Salutiamo il buon Wailatik, detto il Berbero elegante. Buonasera. Ciao a tutti ragazzi, buonasera a Rubeo che mi ha consentito questa piacevole possibilità di venire qua da voi. Prego. Anzi, grazie a lei che è qui con noi. E lei segue i Barbari Eleganti, immagino. Certo. Tutti i lunedì. Prodotto di estrema qualità. È un estimatore di questo programma. Dovrebbero mettervi nell'UNESCO, cosa bisogna dire? Ma certo, ed è un piacere averla qui con noi e sentire le sue illustri opinioni riguardo ai temi che andremo a trattare. Innanzitutto, cugino, da dove vogliamo partire? Cugino, ma secondo te volevi dire qualcosa riguardo da cosa possiamo partire? Prego, secondo cugino. te, cugino? Cioè, ovviamente partiremo dall'Iran. Innanzitutto, fatemi dire che inizio di anno scoppiettante. Inizio anno Venezuela, manco una settimana dopo iniziano le rivolte in Iran, il regime trema finalmente. E fammi dire, finalmente sta arrivando il momento del tanto atteso primo amplesso omosessuale per il signor Khamenei attraverso l'utilizzo di un razzo gentilmente offerto da Donald Trump, che sarà insomma inserito nel retto del signor Khamenei e sparato in orbita per godersi. Basta così. Insomma, sarà di fuochi d'artificio umani, sarà l'uomo cannone. Signor Berbero, insomma, il buon anno si vede già dal mattino, si può dire, insomma, dei primi giorni dell'anno. Venezuela che scoppia, l'Iran che forse esplode, però non lei si sa mai. è contento anche lei di queste situazioni? Dopo aver sradicato il regime comunista in Venezuela, tra un po' si sradicherà anche il regime degli ayatollah in Iran. Vediamo, non è la prima manifestazione che fanno in Iran, però le premesse sono buone. Sì, è vero, non è la prima volta. Dai, cugino, dillo. Che cosa? Dai, fai l'elogio a Donald Trump, so che vuoi farlo. No, è vero, non è la prima, però l'ultima volta chi è che non c'era? L'ultima volta non c'era Donald Trump. Vediamo, martedì si farà la riunione famosa per cui alla fine Trump deciderà cosa fare. E lei cosa si augura? Vabbè, io mi auguro che i teocrati iraniani spariscano via
Ma tra l'altro è molto La circolazione, divertente insomma. perché per tutti gli altri argomenti geopolitici c'è sempre stata la spaccatura filo-occidentali, anti-occidentali. L'abbiamo visto con l'Ucraina e la Russia, l'abbiamo visto con Israele e Palestina, l'abbiamo visto adesso con il Venezuela contro gli Stati Uniti. Ora però sia una parte che l'altra sembrano concordi con l'auspicarsi la caduta del regime degli ayatollah. E Ha questa rotto è il cazzo, no? Beh, giusto, devo dire che questo è il commento che ci aspettavamo tutti. Però devo dire che sono contento, sono umanamente contento io, perché vedo finalmente il mondo che si dirige verso la parte giusta. Però Sì, diciamo cugino, molto per convenienza, perché fa molto brutto cioè dire di supportare gli ayatollah contro la popolazione civile, perché quando era contro Israele c'è stata la guerra dei 12 giorni dove Stati Uniti e Israele hanno distrutto insomma, la portata nucleare iraniana. In Italia la sinistra, grazie a Dio, in Italia la sinistra diciamo che era più di là che di qua, molto più di là verso gli ayatollah che verso Stati Uniti e Israele. Quindi lì si parlava del diritto internazionale. Diritto internazionale, la priorità era quella, il fatto fatto che Israele avesse colpito uno stato sovrano, insomma le solite minchiate che abbiamo, che tu soprattutto cugino, dai, ti diamo un po' di meriti. Grazie. Hai debancato la scorsa puntata. Grazie cugino. E per cui, cosa dire, ci sono gli stessi che fino a 2 giorni fa andavano in piazza a piangere per Maduro, quindi Sì. dubito nel loro ritrovato buonsenso, ecco. Secondo me è molto più un cercare di nascondere la coda di paglia e evitare di fare veramente una brutta figura. Ma guarda, la cosa peggiore, secondo me, se posso parlare, è quando nel 79 ha fatto cadere gli Shah in Iran, i primi a esultare che avessero vinto gli ayatollah erano proprio i comunisti iraniani. Certo. Poi i primi a prenderlo nel culo, ovviamente, No, sono stati loro. vabbè. Ma è la verità, alla fine vedi un partito comunista in Iran, no, non esisterebbe mai un No, partito ateista assolutamente. in uno stato teocratico. No, Quindi assolutamente. ti fa capire come loro siano proprio gli avvocati delle cause perse per loro. Sono d'accordo. E a proposito di questo, io resterei sempre, facendo un'interpretazione molto estensiva di questo tema, andrei nel Regno Unito, ma anche negli Emirati Arabi, perché è arrivata una notizia che vorrei commentare prima della fine di questo primo blocco, ovvero rischio islamizzazione, stop degli Emirati Arabi alle università britanniche, niente finanziamenti per chi studia nel Regno Unito. Il paese arabo ha deciso di tagliare i contributi per evitare che i suoi figli possano entrare nella sfera di influenza dei fratelli musulmani. Ora, ma che mondo è un mondo dove gli Emirati Arabi non danno più finanziamenti per studiare nel Regno Unito, perché andando a studiare nel Regno Unito si rischia di entrare nell'influenza dei fratelli musulmani? Gli emiratini dispongono di buonsenso, che dire, perché alla fine non possono mandare i loro figli alla mercé di estremisti. Ma assolutamente, ma che questa critica venga dagli Emirati Arabi e non dagli stessi La inglesi dice molto, la è dice molto grave, o no, cugino? Sì, no, infatti, da quello che so, il dottor Talebano manderà a studiare i suoi figli proprio a Londra, cioè ha detto che ne stavamo parlando l'altro giorno, mi ha raccontato e mi ha detto che lì ha trovato un bel clima per la comunità islamica, quindi probabilmente manderà lì a studiare i suoi figli. Ormai me lo sta dicendo, cioè l'Afghanistan sta diventando un po' troppo progressista agli Stati Uniti, al turismo, all'America. Dice, dai, invece lì c'è proprio l'Islam duro e puro. Sì, ma è incredibile, cioè è il mondo al contrario, letteralmente. Cioè, cugino, possiamo considerare questa come l'ennesima prova del fatto che il nostro amato Regno Unito, amato dai grandi amanti della musica, soprattutto rock, della seconda metà del secolo scorso, sia ormai morto? Possiamo definirla una delle pietre tombali sopra il Regno Unito? Sì, molto probabilmente sì, anche la Francia, ma di quello non è che ne disperiamo molto, anzi, No, di quello probabilmente ce ne frega un gioiamo. cazzo, onestamente. Esattamente, certo, se diciamo dovesse prenderla anche lì in quel posto nel culo, come detto prima, Roger Waters, da questa cosa ne godrei molto, Certo. devo dire.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno escluso le università inglesi dall'elenco di quelle idonee a ricevere studenti con borse di studio statali. Il paese emiratino, infatti, ha sviluppato un programma che prevede l'elargizione di finanziamenti a studenti che intendono intraprendere la carriera universitaria negli atenei più prestigiosi del pianeta, fornendo finanziamenti per sostenere le spese. In questa lista sono state incluse università sparse in tutto il mondo, anche in Europa, ma quelle del Regno Unito sono state escluse, nonostante siano state per anni una delle destinazioni preferite dagli studenti emiratini. Nel rapporto pubblicato dai quotidiani inglesi viene citata come causa la paura degli Emirati Arabi che i suoi giovani possano radicalizzarsi nei campus universitari, dove la presenza islamica non moderata è sempre più forte. Ragazzi, lei, signor Berbero, cioè, qual è il suo commento? Perché il mio commento è una delle prove del fatto che il Regno Unito ormai sia morto, perché se addirittura gli emiri, i sultani degli Emirati Arabi abbiano paura a mandare i propri figli, i propri ragazzi a studiare nel Regno Unito per paura della radicalizzazione islamica, cioè vuol dire che veramente la situazione è fuori controllo e che gli unici a non accorgersene sono gli stessi europei, gli stessi inglesi in questo Allora, caso. sulla seconda parte sono d'accordo. Che il Regno Unito sia definitivamente morto, non lo so. Sì. Ben lungi dall'essere morto il Regno Unito. O al massimo è morto subito dopo la seconda guerra mondiale. Comunque il Regno Unito e troverà una soluzione per uscirsene fuori, perché sono gente tutto sommato ragionevole. Erano, ma non sono più gli stessi di prima. Lo so, vediamo. Comunque sia, diciamo che la seconda parte è giusta, perché lì nei paesi nel sud del Mediterraneo c'è un controllo effettivo affinché l'Islam radicale non prenda il sopravvento. Infatti gli unici paesi in cui prende il sopravvento sono i paesi in guerra civile, dove non esiste un controllo centrale. La Siria, con il pessimo governo degli Assad, comunque cercava di tenere sotto controllo anche il potere religioso. Faccio un piccolo aneddoto. Gli Assad solitamente non andavano mai in moschea se non una volta all'anno, che corrisponde al Natale islamico, quindi l'ultimo giorno di Ramadan. Quando andavano, gli Assad stavano lì, ascoltavano e poi mettevano vicino al pulpito dove c'è il prete, l'imam, un militare, un ufficiale, tale per dire che alla fine sono loro che governano. E il prete veniva insomma investito del potere religioso da parte dello Stato, e lo Stato gli metteva il mantello metaforico, diciamo così. E questo non c'è più. In Europa soprattutto non c'è un controllo centrale tale per cui alla fine se tu esci fuori dalla strada del controllo, ti prendono, ti fanno qualcosa. Questo non c'è, purtroppo, dico. Benissimo. Allora direi di concludere questo argomento, di chiuderlo e di andare con la prima canzone, David Bowie con Time Will Crawl. Never sailed on the sea. I would not challenge the giant. I could not take on the church. Time will go till the 21st century looks. I know a government man. He was as blind as the moon, and he saw the sun in the night. He took a Top Gun pilot and he made him fly through a hole till it grew real old, and he never came down. He just flew till he burst, till our mouths run dry, till our feet grow snow, till our tails fall out, till the 21st century looks. Stream full of wide-eyed fish and a drowning man with no eyes at all. I felt a warm, warm breeze that melted metal and
You were a talented child. You came to live in our town. We never bothered to scream when your mask went on. We only smelled the gas as we lay down to sleep. And our heads bowed down, and our eyes fell out, and the streets run red till the 21st century goes, and our mouths run dry, and our feet grow soft. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo David Bowie con Time Will Crow, che ho deciso di mettere questa canzone perché 2 giorni fa ricorreva il 10° anniversario dalla scomparsa di David Bowie, un grandissimo artista che io personalmente amo moltissimo, e il fatto che dopo 10 anni siamo ancora qui tutti a parlare di David Bowie è la prova confortante che questo artista vivrà per sempre. Ora ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera a tutti, sono sempre Riccardo dalla provincia di Frosinone. Bentornato Riccardo, che piacere Buon anno sentirla. a tutti. Buon anno. Allora, per iniziare vorrei fare un pensiero particolare ai ragazzi che sono morti nella tragedia svizzera Certo. a Transmontana, ma non è di questo che voglio parlare. Voglio parlare di un altro argomento che abbiamo iniziato l'anno in bellezza. Sembra che Trump voglia fare del suo meglio nel conquistare parte dei territori in America, perché come abbiamo visto ha iniziato con il Venezuela, ma la scusa è stata quella di arrestare un presidente, una moglie, Un dittatore. un dittatore narcotrafficante, Sì. tra parentesi. Ma oltre a Venezuela vorrebbe anche altri territori, da come ho capito vorrebbe prendere la Groenlandia per mettere queste basi missilistiche per difendersi un attimo, cioè per difendersi dalla Russia. E lei cosa ne pensa? È d'accordo con questo piano militare? Non sono perfettamente d'accordo. Il movimento italiano dice... Ok, aspetti, perché noi dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che lei qualche tempo fa ha fondato un movimento politico chiamato Italiano. Italiano. Pronto? Sì, la sentiamo. Allora, Italiano esattamente dice no esattamente al riarmo. Però devo dire una cosa: in questi giorni sono stato contrastato da alcune persone perché dicono che Italiano sia nato per il fatto che di dire no a questo referendum della giustizia che avverrà prossimamente. Non è assolutamente veritiero. Come ho spiegato le scorse volte, Italiano ci sono dei punti fondamentali che, se vuole, li pure ripeto. Sì, erano no al riarmo, no al ticket sanitario, no ai senatori a vita e gli sprechi della politica. Un po', un po' come il Movimento 5 Stelle di 10 anni fa, possiamo dire. Okay. Ma il Movimento 5 Stelle però è stato un movimento un po' strategico, che però che non ha saputo passare dalle parole ai fatti, diciamo. Perché adesso c'è anche un altro punto fondamentale che voglio dire. Sì. No alla legge Fornero. No alla legge Fornero. Esattamente, perché come abbiamo visto, come lei ben sa, come sappiamo tutti, a giugno c'è stato un referendum proposto dalla stessa sinistra. Ora adesso mi domando, come può, ditemi se è vera questa cosa, una persona come la Fornero andare in pensione e poi prolungare un'età di pensione
quando esattamente questi signori promettono che la legge Fornero deve essere tolta e invece abbiamo visto che i risultati non sono cambiati deteriormente. E lo so, Pensiamo però... soltanto a fornire le armi in Ucraina e in Israele. Pensiamo ai favoritismi americani di Trump, perché noi siamo manovrati da un sistema strategico di Trump. Cioè lei dice che l'Italia è manovrata da un sistema strategico di Trump? E certamente, perché noi siamo alleati con gli americani. Sì, sì, siamo nella NATO, certo. Siamo nella NATO, ma lei deve sapere che Trump ha mandato in Italia un suo stratega, sì, che si chiama Steve Bannon. Steve Bannon, sì. Beh, Steve Bannon, qualche tempo fa. che esattamente voleva comprare, sì, voleva creare un sistema in un'abbazia non molto distante da dove abito io. Un sistema in un'abbazia? Per fare i suoi sporchi comodi. Cioè Trump che manda questo profeta, diciamo profeta da parentesi. Steve Bannon profeta, oddio. Io chiamo queste persone profeti. Ma profeti quindi sono un po' dei... come se fossero una setta di illuminati? Delle cavolate. Questi profetizzano la Bibbia delle cavolate. Ma scusi, ma quando lei dice che Steve Bannon da Trump è stato mandato in questa abbazia vicino a dove abita lei, quindi vicino a Frosinone, per fare le sue sporche cose, intende delle orge, no? Perché visto le ultime rivelazioni sul file Epstein... Ma certamente anche per questo. Ma quindi è una specie di sistema satanista, insomma, che mira a controllare il mondo, giusto? Sì, per fare anche questo, perché lui c'ha un amico qua in Giociaria che io definisco la pecora Dolly. La pecora Dolly, la pecora Dolly in Ciociaria. Questa è la pecora Dolly, perché hanno saputo loro due come gestire la cosa, sia lui sia questa pecora Dolly che si trova qua, e so che mi sta anche ascoltando, perché... La pecora Dolly ci sta ascoltando? No, mi sta ascoltando, penso che mi sta ascoltando lui. Questo è interessante. Penso che mi sta ascoltando, come mi sta ascoltando anche... mi stanno ascoltando anche tutti i suoi amici sudditi, dal quale il presidente della provincia di Frosinone. Quindi anche il presidente della provincia di Frosinone, oltre che la pecora Dolly, sta ascoltando i Barbari Eleganti. Che ha la mia stessa età. Perché il signor presidente della provincia di Frosinone, se non erro, sì, quest'anno lui è sindaco di un paese che si chiama Sora. Sì. Però a me interessava della pecora Dolly, cioè, ma quando lei parla della pecora Dolly, cioè è un soprannome, non è letteralmente una pecora. È un soprannome che ho dato a questa persona. Ah, non voglio specificare chi sia. Ma invece, signor Riccardo, cioè lei che è comunque a capo di questo movimento politico, quindi ha un'ambizione anche di, diciamo, di governo di questo paese. Quali saranno le sue mosse per contrastare, ecco, questo grande gruppo del male che lei ci ha raccontato, guidato da Steve Bannon e la sua setta, quando sarà il presidente del Consiglio? Esatto. Io inizierò da quest'anno, da quando ci saranno le elezioni a Sora. Quindi parte dalle elezioni comunali e poi arriva al nazionale. E io voglio iniziare a inveire contro il presidente della provincia di Frosinone, nonché sindaco di Sora. Ok. Andiamo ad attaccare il presidente della provincia. Vabbè, rispettosamente, nel senso ad attaccare politicamente, non fisicamente. Non ci saranno degli insulti pesanti, però quello che si merita, si merita. Una singolare attenzione politica, allora. Un'attenzione politica. Bene. Signor Riccardo, noi la ringraziamo, adesso la dobbiamo salutare perché dobbiamo andare in pubblicità. Comunque, mi raccomando, l'aspettiamo, e lei è sempre invitato ogni settimana. Tenga duro e vada avanti con il suo progetto politico, signor Riccardo. Iniziamo in questo modo, poi cercheremo di andare avanti.
Grazie Ottimo, mille, alla ottimo. prossima signor Riccardo. Grazie. Benissimo, e ora andiamo con un po' di pubblicità e poi con Leave the Door Open. Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. You got plans. Don't say that. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Let you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. I won't bite unless you like. If you smoke, I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't kick me. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open.
E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson .Paak con Leave the Door Open, cugino. Dopo l'annuncio dopo il ritorno di Bruno Mars, finalmente dopo 10 anni, dopo 10 anni dal bellissimo 24K Magic, tornerà ad uscire con un nuovo album, a parte ovviamente quest'ultimo con i Silk Sonic, e quindi era doveroso mettere una canzone del suo ultimo album con il grande Anderson .Paak. Ora vorrei fare una domanda al Berbero. Allora, signor Berbero, qual è il suo gusto di gelato preferito? Crema. Beh, perché giustamente tu arrivi da lì. Tu non arrivi dal cremasco. Giusto, corretto, bravo. Giustamente, bravo. Crema. E sei mai stato in Sicilia? No. Quindi neanche a Catania, immagino. Penso di no. Di conseguenza, se B non è nell'insieme A non è nell'insieme B. Allora, Catania Gelateria propone il pistacchio gay e scoppia la polemica. Il particolare gusto finisce al centro del dibattito per il suo nome tra spiegazioni dei gestori e critiche del mondo LGBTQIA+. Ci sono cartellini che si leggono quasi senza farci caso, leggo dal sito di TGCon24. Poi ce n'è uno che spicca, rompe la fila e cattura lo sguardo. Si tratta del pistacchio gay, il nuovo gusto comparso in una gelateria del centro storico di Catania. Una combinazione di pistacchio con il suo iconico verde e il cioccolato rosa che più del sapore ha attirato l'attenzione dei clienti per il nome scelto, innescando nel giro di pochissimo un acceso dibattito. L'indignazione sui social. Non sono mancate le critiche degli attivisti e della comunità LGBTQIA+, che hanno evidenziato come l'uso del termine gay possa essere superficiale e fuorviante. Questo paese continua ad arretrare, ha scritto sui social l'attore e attivista Luigi Tabita condividendo la foto del cartellino col nome del gelato. Scrivere pistacchio gay in un luogo come una gelateria, spesso frequentata da bambini e giovanissimi, può alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura macista come la nostra che associa il rosa al femminile e lo considera debole. I commenti non si sono fatti attendere e così la vicenda ha aperto una riflessione ampia proprio sul messaggio che passa attraverso il linguaggio. Cugino, tu che sei una persona molto vicina al mondo LGBTQIA+, molto vicina al mondo queer, cosa ne pensi di questa vicenda? È giusto porre l'attenzione su queste cose ed evitare di utilizzare ancora il femminile, il colore rosa per il femminile e l'omosessualità, oppure è semplicemente un'esagerazione e ci hanno un po' rotto i coglioni questi woke? Ma no, anzi, io voglio assaggiare assolutamente il pistacchio gay, cioè per delle vere queen come noi il pistacchio gay è proprio il gusto che stavamo aspettando, altro che il lamentarsi. E poi fatemi dire una piccola cosa, cioè il colore rosa associato al femminile è un'appropriazione di genere che è avvenuta da sì e no 80 anni, perché in realtà prima il rosa era un colore che indicava il sesso maschile, quindi è un po' una bufala il fatto che sia un colore poco virile. Infatti il rosa sta molto bene, soprattutto quando è indossato da uomini, insomma, delle ragazze che si vestono di rosa sono un po' banali, un po' Barbie, perdono di personalità. È vero. Invece l'uomo che si veste di rosa ha personalità, soprattutto se il bellissimo colore rosa salmone. Stai parlando della tua camicia che indossi per andare al Pride ogni anno. Bene. Signor Berbero? Allora, il Berbero dice ottima trovata pubblicitaria del gelataio, che così si è fatto sentire, si è fatto pubblicità in tutta Italia, tant'è che il nostro grandissimo cugino, se va bene essere chiamato cugino da me, no, però prego, continua, andrà addirittura a Catania solamente per mangiare il gelato. Cugino, andrai a Catania per mangiare il pistacchio gay? Beh, mo adesso superare la linea gotica per andare a mangiare il gelato mi sembra un po' troppo, vediamo, magari... Non lo so, lo portano da sport? No, a Milano non credo. No, dici? Non penso. Però il secondo discorso che ha detto lui è serio. George Washington, il giorno della sua inaugurazione, si era messo un abito rosa. E quindi che nel tempo poi si è scurito, l'abito che abbiamo, che vediamo adesso si è scurito, però il suo abito era rosa. Quindi effettivamente quello che dice lui è giusto. No, è come una delle tante cose che poi diventano quasi uno stereotipo, ma in realtà non lo sono, come il trucco che in realtà era utilizzato tanto dagli uomini quanto nelle donne fino al 1800 e poi è andato, diciamo, a perdersi con
diciamo con la fine del predominio aristocratico, insomma, che erano un po' quelli che ne esibivano il trucco come un simbolo di nobiltà. Sicuramente il cugino Marco, da grande sostenitore di tutte le monarchie mondiali. No, io pensavo da grande sostenitore di Silvio Berlusconi. Non ti verrò mai a dire che il trucco non è una cosa da male. Viva il trucco viva il trucco specialmente dopo una certa età. Allora, e direi di chiudere qui. Io direi di andare da una notizia molto più scorretta di questa, perché il pistacchio gay era una notizia scorretta, ma questa molto di più. Leggo dal The Jerusalem Post, Ottimo giornale. Un giornale che io non conosco molto bene, ma sono stato a Gerusalemme, immagino che sia abbastanza vicino. Se tu dici ottimo giornale, vuol dire che è vicino alla causa israeliana, ma non c'entra nulla. Medico austriaco licenziato dopo aver detto a un paziente obeso che solo Auschwitz avrebbe potuto aiutarlo a perdere peso. L'incidente è avvenuto al Landeskirchen, dove è stata recapitata una lettera anonima contenente commenti antisemiti in riferimento al campo di sterminio nazista. Ora, un ospedale regionale austriaco ha licenziato un primario dopo che quest'ultimo avrebbe affermato che solo Auschwitz avrebbe potuto aiutare nel caso di un paziente sovrappeso, provocando lamentele da parte del personale sul linguaggio nazista, sul bullismo e sul clima di paura. Vabbè, adesso addirittura licenziare per una piccola battuta, dai, alla fine cos'è? Cioè, dobbiamo sempre fare le pulce a black humor? Cosa vuoi, la golardia o vuoi la serietà? Siamo ai barbari eleganti. Ma rimango serio, hanno fatto bene a Va licenziarlo. bene. Hanno fatto bene? Beh, direi, figa, cioè, scusa, uno ti dice ti serve andare ad Auschwitz, cioè, dov'è la Ma professionalità? sì, dai, era una battuta, su. Ma non c'è la battuta, Ma per sermi a cena con i tuoi cugino, amici. ricordati che noi stiamo sempre con i poteri forti, perché è inutile stare con i poteri deboli, in quanto deboli, quindi se è qualcosa fatto contro gli ebrei, noi ci dobbiamo per contratto andare ovviamente contro. Siamo pagati anche per questo, caro cugino. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Per specificare, noi non siamo pagati, soprattutto non siamo pagati dalle persone in questione, quindi qua nessuno è pagato da nessuno, cugino. Quindi Sembra la scena di Teddy sì, col suo cugino. amico che gli dice per far carriera ad Hollywood devi far finta. Sì, la scena agli Oscar del esatto, Ted e Mark è quella Wahlberg, lì, sì, guarda. sì, esattamente. Cugino, dai, dobbiamo dirlo, cioè che c'è una lobby, la lobby ebraica è quella, diciamo, che è più generosa di tutte, dai, vogliamo dire così. Caro direttore, io ti chiedo scusa, ti prego non cancellarci, ti chiedo scusa se i finanziamenti a Radio Libertà crolleranno vertiginosamente questo mese. No, cugino, però torniamo nel merito della vicenda. Secondo te è esagerato il licenziamento oppure effettivamente era un po' troppo come battuta? Ma guarda, cioè, fossi stato fatto da una persona austriaca, magari questo dottore era pure un fan di non lo so, di pittura, magari per ogni riferimento a un certo personaggio storico è puramente casuale. Il baffone, dai. Magari cioè, ecco, un determinato tipo di baffetto che ha portato anche Charlie Chaplin durante la sua vita, non lo so, ci può stare, anche perché dai, ci cugino, sono però, minoranze e minoranze, no, dai. cugino, non puoi dirmi ci sono minoranze e Ma minoranze. sì. Tu hai sempre difenduto il black humor. Intanto anche la regia che mi fa il culo, bellissimo, guarda. Poi tu hai sempre difeso. Un trademark dei Barbari Eleganti. È ottimo che ci ritorno alle prese per il culo contro di te. Adesso sono contento. Tu hai sempre difeso il black humor, hai sempre difeso la libertà. Ora non puoi venirmi a dire solamente per difendere quell'etnia che è giusta una cosa del genere. Il Vittorio Le Donne di una volta avrebbe detto no, ci deve essere libertà. Ma certo, ma perché essere politicamente scorretti? Perché quelli politicamente corretti difendono tutte le etnie in generale. Io sono politicamente scorretto e ne difendo solo alcune, quelle che vanno a favore dei miei interessi. Ecco, perfetto. Direi che non so, se altri commenti o Mi possiamo andare dissocio avanti? da quest'ultima parte. Bene, direi che possiamo andare avanti. Allora,
Ecco, e qui voglio sentire in particolare lei. Va dai carabinieri completamente nudo. Allah mi ha detto di liberarmi dal peccato e lascia la droga davanti alla caserma. Un uomo di 43 anni è stato denunciato a Poggio-Rusco, in provincia di Mantova. Dopo aver vagato senza indumenti per il centro della città, aveva deciso di abbandonare alcune dosi di cocaina e hashish, oltre ai contanti provenienti dallo spaccio. Penso che siamo tutti contenti del fatto che lui si sia redento, insomma. Però il fatto che la sua redenzione, la sua conversione sia avvenuta proprio sotto effetti di stupefacenti, insomma, lascia un po' il tempo. È fa un, ridere, è un fa argomento ridere, a favore insomma. degli stupefacenti. No, non arriverei fino a questi punti, però fa ridere, insomma. È un argomento a favore degli stupefacenti. Caro amico mio, fratello caro, cioè la prossima volta se vuoi liberarti da questo mondo, ma portale sotto casa mia, ma non portarle, ma loro hanno tanto da fare, cioè gli aiutiamo noi a smaltirla, queste cose qui. I nostri angeli di divisa hanno tante cose da fare, non puoi dargli un ulteriore carico in questo modo. Ma vieni sotto casa mia, ti lascio l'indirizzo, vai tranquillo e lascia tutto che è in buone mani. Vogliamo dare l'indirizzo? In privato. Scrive in DM su Senago, Instagram. passa da Senago, metti Senago sul navigatore e poi scrivici su Instagram e ti rispondiamo. Tra l'altro, cioè, non è neanche così lontano comunque. Dopo essere uscito di casa completamente nudo, e già qui, si è presentato davanti alla caserma dei carabinieri lasciando davanti all'ingresso droga e denaro per liberarsi dal peccato. La scena ripresa dalle telecamere, qui sarebbe divertente mostrare il video, ma purtroppo mi sa che non si può. Lasciando davanti all'ingresso droga e denaro per liberarsi. La scena ripresa dalle telecamere è avvenuta la notte di Capodanno a Poggio-Rusco, in provincia di Mantova, con i militari che hanno poi denunciato il protagonista, un 43enne di origine marocchine. Ho sentito la voce di Allah. Il 43enne è stato rintracciato poco dopo mentre vagava per il centro della cittadina. Ho sentito la voce di Allah, avrebbe spiegato ai militari, dicendo di aver assunto droga per poi udire una voce che gli diceva di liberarsi del peccato e di tutto ciò che fosse connesso allo spaccio di droga. Così, proprio perché anche i suoi abiti erano stati acquistati con il denaro proveniente dalla vendita di sostanze stupefacenti, l'uomo ha deciso di uscire completamente nudo. Quindi comunque ha senso come cosa, è coerente, ha una sua coerenza. I carabinieri lo hanno quindi riaccompagnato in caserma, fornendogli una coperta e offrendogli un tè caldo. E se fosse stato veramente Allah a dirgli di spogliarsi del suo peccato? Nuova Giovanna d'Arco, cioè, non lo so, non penso che sia... No, più che nuova Giovanna d'Arco, io oserei dire più nuovo Mariano Giusti. Secondo me è più idoneo quello che è la situazione presa in esame, perché anche secondo me sulla Roma-Aquila era più o meno delle stesse condizioni quando ha visto Gesù in quella memorabile seconda stagione di Boris, seduto fianco a lui. Quindi che dire, cioè, comunque apprezzo la coerenza, cioè è andato fino in fondo, cioè, devo dire che durante le feste sull'isola dei Epstein ho sentito anch'io molte divinità durante quei festini. Sarà che nei momenti dove sei rilassato, dove stai bene, sei più connesso a Dio, quindi ecco. Nel dubbio Poggio-Rusco, nuova Meggiugorie d'Italia per i musulmani, quindi siamo a posto così, dai. Un po' di turismo per il Mantovano, la nuova Mecca. Un po' di turismo per il Mantovano. Invece di andare alla spianata delle moschee a Gerusalemme Est, si andrà a Poggio-Rusco. Uno ci conviene anche di prezzo, insomma, posso andare fino a lì, a Mantova, insomma. E soprattutto a Mantova non ci sono gli israeliani in mimetica che non ti fanno entrare. Un po' di turismo locale, aiutiamo e salvaguardiamo il turismo nazionale. Il turismo lombardo soprattutto. Certo. Gran Lombardo. Come direbbe qualcun altro. Ora, ma sì dai, questa mi piace, anche perché mi riguarda da vicino. Si sposano con il testo scritto da ChatGPT e il matrimonio viene annullato. Viola la legge. Aizu e frasi affettuose non bastano, secondo la Corte, se manca la formula giuridica richiesta. Un matrimonio celebrato il 19 aprile 2025 a Zwolle, nei Paesi Bassi, è stato annullato da... Sì, ho capito, me ne ero accorto anche io, però non volevo interrompere la lettura della notizia, cugino. Va bene, ricominciamo. Un matrimonio celebrato il 19 aprile a Zwolle, Zwolle giusto?
Sì, facciamolo passare, cugino, dai, tanto se no poi non finiamo più qua. Un matrimonio celebrato il 19 aprile 2025 a Zwolle, nei Paesi Bassi, è stato annullato dal tribunale perché le formule pronunciate durante la cerimonia scritta dall'intelligenza artificiale ChatGPT non soddisfacevano i requisiti imposti dal codice civile del paese. Per questo l'unione è stata eliminata dal registro civile della città, nonostante gli sposi fossero particolarmente legati alla data scelta per l'evento. La vicenda è riportata da Reuters. Ora, più che commentare la vicenda, io vorrei fare un discorso un po' più ampio sul quanto è importante andare a fondo e non fermarsi al titolo delle notizie. Perché questa vicenda l'ho trovata su internet con vari commenti vedi l'intelligenza artificiale ci sta rincoglionendo tutti, vedi adesso non sappiamo più fare nulla. Ma il punto non è che è stata annullata perché è stata scritta dall'intelligenza artificiale, ma è stata annullata perché l'intelligenza artificiale non l'ha scritta nella forma giuridica adatta. Quindi, secondo lei, Berbero, il problema è l'intelligenza artificiale o l'input sbagliato che gli viene dato? Assolutamente l'input sbagliato di Quindi, se l'intelligenza artificiale l'avesse scritta giusta, ci sarebbe stato qualche problema? Assolutamente no. Anzi, insomma, manca, c'è la formulazione giuridica corretta. Dai, cugino, lo sappiamo tutti che stai facendo tutto sto pippone di cui non frega nulla a nessuno solamente per difendere i tuoi esami all'università. Aia, questo non lo Cugino. sapevo, questo Ragazzi, non lo sapevo. Chi nel 2026 non prepara gli esami con ChatGPT? Dai, onestamente. Dai, tu fai la triennale in giurisprudenza. Oggettivamente, anche tu li prepari con ChatGPT gli esami, dai. Per ora no. No, dai, anche tu li prepari. Fermi, perché prima di continuare con questo argomento nel finale, mi dicono dalla regia che abbiamo una chiamata. Buonasera. Buonasera. Buonasera Lisetta. Salve. Buonasera. Lisetta. Allora, due parole sulle Olimpiadi perché nessuno ne sta parlando, ragazzi. Ok, quello che posso dire io. Allora, per la prima volta, mi sembra, in 27 secoli addirittura, la fiamma d'Olimpia sosterrà e arderà su terra italiana. Allora, l'accoglierà la bianca scintillante conca di Cortina, facendole corona della sua regale maestà dolomitica. Così scriveva, mi sembra di aver letto così in biblioteca, il 26 gennaio 1956, però perciò non è da ieri mattina, giorno dell'inaugurazione dei 7 giochi olimpici invernali. Il direttore della Gazzetta dello Sport, Giuseppe Ambrosini, il quale continuava evocando i nuovi fasti della patria della civiltà italica. Allora ragazzi, a 70 anni da quell'edizione e a 102 della prima edizione di Chamonix, i giochi tornano a Cortina e Predazzo, Anterselva, mi sembra che sia così il paese, o la città, Bormio e Livigno, persino Milano. E vorrei terminare. C'è meno aristocrazia, secondo me, e meno mondanità. Ci sono più cantieri e più polemiche, soprattutto ambientaliste, ma i giochi, ragazzi, olimpici invernali giunto, mi sembra, alla 25esima edizione, sono comunque una festa dello sport e delle Alpi. Tutto qua, vi saluto, una buona serata. Grazie, una buona serata. Lei è d'accordo? Totalmente d'accordo, anzi meno male che c'è stata la signora che quantomeno ha detto qualcosa in merito alle Olimpiadi. Ha detto qualcosa di intelligente in questa trasmissione. Assolutamente sì. Poi vabbè, lo dico adesso, facciamo parte io e lui di un'associazione, all'interno di questa associazione c'è anche il Ferrario, non so se conosci, certo, che lui dovrebbe fare da apripista in teoria per le Olimpiadi di Cortina. E quindi faremo il tifo per lui, ovviamente. sì, lui aprirà la pista, sistemerà non sarà come faremo il tifo, fare comunque il tifo per lui, faremo insomma. il tifo per aprire la pista, insomma, che l'apra bene. Quindi un saluto Cugino, la Ferrari. dimostrazione è proprio che te e lo sport siete proprio su due binari differenti che non si incroceranno mai. Cugino, cerchiamo lo sport e cerchiamo la cultura. Io ho sempre amato la cultura, onestamente. Cugino, secondo me tu ami un'altra cosa che non è nello sport e nella cultura. Cioè? Vogliamo dirlo, inizia con la F. No, vabbè, Ma quella lì è cultura, non sono in cultura. contraddizione, dai, vi prego, non facciamo i soliti maschi bavosi che altrimenti c'è anche un pubblico femminile che non dovremmo scandalizzare, non dovremmo schifare, nonostante tutte le volte riusciamo a farlo lo stesso. Quindi, dai, non dimmi che non prepari gli esami con ChatGPT, tu, Ma per ora no. che non ti fai aiutare. No, L'ho tu usato per prendi altro, ma non carta, per penna, quello.
L'ho usato per altro. L'ho usato sempre in ambito accademico? No, in ambito privato di altre cose, ma non per gli studi. Ok. Preferisco scrivermelo da solo, almeno entra in testa. Quindi Questa è la tu mia- prendi il libro, studi dal libro, sottolinei il Non libro. dovrei dirlo perché non mi sono ancora laureato, ma il libro l'ho preso solo per diritto privato. Tutto Tu il resto hai dispense. dispense. Certo. Ok, però le dispense le dovrai anche schematizzare, riassumere. A mano. A mano? Sì. Mamma mia. Cosetta entra in testa. Cosa di San Dialetto. Insomma. Questa è la mia idea, poi non lo so. Insomma, non sono molto d'accordo. Poi dipende un po' dalla Poi il memoria resto, che uno ha. se devi Anche riassumere... anche la regia dice che bisognerebbe studiare così, Lo ma studio, poi se devi fare un lavoro in cui tu devi, non so, mettere in pratica una tua idea in una maniera più strutturata, io sono il primo che ti usa ChatGPT, però se deve studiarsi un argomento, no, perché magari ChatGPT ti toglie delle cose che magari per te sono interessanti, ma per lei no. Ma secondo me c'è metodo e metodo. Ti dico, se mi toglie tutta la parte del riassunto e della schematizzazione, comunque io riesco a rileggerlo, ripeterlo, studiarlo bene, mettendoci la metà del tempo senza troppe rotture di balle. Poi se c'è una cosa confusa dove non si capisce bene dal libro, sono il primo che fa copia e incolla, mettimela a posto, sistemamela in una maniera leggibile. Vedi, ma se lo fai riassumere da ChatGPT non c'è mai il rischio che ci sia qualcosa confuso. In 3 anni l'ho fatto una volta, quindi insomma, siamo salvi. Cugino, meno male che ci sono ancora studenti universitari che studiano come si deve. No, cugino, cioè questa qui è in realtà secondo me una Però grande... la mia laurea varrà quanto la tua, ci tengo a sottolinearlo. Tanto il cugino, il mestiere del giurista verrà appunto rubato dall'intelligenza artificiale, quindi... quello non credo. E comunque questo qui è un ottimo scappatoia quando ti vengono quelle svalvolate, quelle mattate, tipo pensare di sposarti. Questa qui è un'ottima scappatoia che ti inserisci dentro. L'hanno fatto apposta. Magari l'ha fatta apposta. Hanno dato l'input sbagliato a ChatGPT come modo per... Sai, una volta c'era il viaggio di sola andata per Acapulco, per Mexico City. Adesso si utilizza ChatGPT, è anche meno costoso, quindi... Sembra coerente e perfetto. Quindi direi che è un'ottima cosa. Bene signori, è tardissimo, quindi siamo giunti al momento dei saluti. Come le è sembrata questa sua ospitata ai Barbari Eleganti? Le è piaciuto venire qui da noi? Come tutte le belle cose passa in fretta, quindi siamo Come già tutte le belle cose ha un inizio, ma soprattutto è giusto che abbia anche una fine. Quindi ci verrà a trovare ancora prossimamente? La prossima volta a pagamento, se Ma come a pagamento? No. Qui a pagamento non c'è nessuno. Qui l'unica volta... No, vabbè. L'unica cosa a pagamento... Non fatemi continuare la frase. Non fatemi continuare la frase. Bene, noi ringraziamo Waila Ticchi, il berbero elegante, per essere passato da noi. Ciao, Grazie ragazzi, per aver preso il posto del talebano. D'altronde da talebano a berbero comunque... Passo breve. Passo è molto breve, Molto brevissimo. È brevissimo. Cugino, ringraziamo il cugino Vittorio, che comunque non dovremmo ringraziare perché è sempre qui come conduttore. Cugino, direi che sono quello che per lavoro a parte ha saltato meno puntate, quindi direi che... Dopo di me. Sì, beh, cugino, tu hai saltato la prima puntata per andare al concerto di Max Pezzali. Quindi... Avevo preso i biglietti 6 mesi prima. Sì, ma era Max Pezzali, cugino. Ho capito, ma... Va bene. Chiudiamo qui. Grazie per averci seguiti. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre con i Barbari Eleganti, sempre alle 17 su Radio Libertà. Vittorio vi dà appuntamento giovedì dalle 15:30 alle 16:30 per Crossroads, la migliore trasmissione musicale della radio italiana. Bravo. A settimana prossima e come sempre amici, viva i piedi! Stai ascoltando